Buonasera e ben trovati in Fatti Nostri. L'Aquila, un anno fa, in questi giorni, una distesa di macerie dove si cercavano le vittime di quel terribile terremoto. I giorni, le settimane arriveranno a contarne oltre 300. Una vicenda che è entrata nel cuore di tutti perché proprio in questi giorni si mobilitava anche la solidarietà nazionale e la solidarietà tra le prime proprio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Ebbene, noi questa sera, insieme anche a due testimoni di quei giorni e di tutto il lavoro che è stato fatto nei mesi successivi, ricorderemo questo evento e quest'anno che è trascorso. Parleremo naturalmente anche d'altro, andremo a Verona, al Vinitali, Verona che è capitale in questi giorni dell'enologia non solo italiana ma anche internazionale, una rassegna che sta crescendo e che costituisce anche un po' l'emblema di una delle produzioni più interessanti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, che a quanto pare sembrano non conoscere crisi. E poi sentiremo anche il grido di dolore, l'allarme che viene lanciato dall'assessore all'istruzione del Comune di Padova, Claudio Piron, che avremo con noi in studio, sulla situazione della scuola, con una lettera aperta che è stata inviata al neopresidente della Regione del Veneto e che lo stesso assessore Piron ci spiegherà nei suoi contenuti. Ma naturalmente parleremo anche d'altro, ricorderemo il bombardamento di Treviso, anche qui una data, il 6 aprile, una data che è stata ricordata proprio a Treviso, che ci fa ritornare a una vicenda che fortunatamente, e questo è una dei periodi più lunghi di pace, fortunatamente non si sono ripetute. Treviso l'ha ricordata proprio questa settimana e noi la ricorderemo. E poi ci occuperemo anche di una questione un po' particolare, parleremo di catechesi digitale, vi spiegheremo nel corso della trasmissione di che cosa si tratta. Tutto questo e altro fra poco, subito dopo questa breve pausa. 6 aprile 2009, poco più di un anno fa, e l'Italia doveva fare i conti con la sua posizione sulla crosta terrestre e la fragilità del suo territorio. Ancora una volta, in quell'occasione è toccato all'Abruzzo e all'Aquila in maniera particolare. Ancora una volta distruzione, disperazione e morte, 308 le vittime ricordate questa settimana nel primo anniversario del terremoto che ha mobilitato anche il nord-est. La protezione civile veneta è stata, insieme a quella friulana, tra le prime, ricordiamo, a raggiungere località che in pochi minuti sono divenute inaccessibili. E qui con noi ci sono due testimoni di quei giorni e di tutto il lavoro che è stato svolto in quest'arco di tempo. È l'ingegnere Alessandro De Sabbata, che è responsabile dell'unità progetto della Protezione Civile del Veneto, insieme a lui un altro ingegnere, ecco, anche se così le sembianze non lo fanno intuire, è Silvia Gomiero, sempre dell'unità progetto della Protezione Civile del Veneto. Buonasera. Dunque, così un'impressione, io vorrei chiedervi, cominciamo da lei, ingegnere, un'impressione di quei giorni, di quei primi momenti. Ma io nei primi giorni e nei primi interventi ho assistito alle operazioni dalla sala operativa regionale del Veneto e provvedendo in primis al reclutamento dei volontari e assieme ovviamente a tutta l'unità di progetto di protezione civile che si è resa disponibile con la turnazione e il presidio della sala e poi alla fornitura di mezzi, materiali e l'approvvigionamento di tutti i beni essenziali che durante la giornata non ce ne accorgiamo ma sono tanti. Certo. Ecco, che cosa l'ha impressionata di più?
Il ricordo che lei si porta di quelle giornate? Io, il susseguirsi di attività in modo molto frenetico e l'estrema disponibilità trovata anche nel fornire l'aiuto con qualsiasi tipologia di mezzo, cioè dalla telefonata al fax, alla lettera, alla richiesta verbale, e tutto quello che si poteva fare per aiutare queste persone. Certo, Ingegner De Sabata, se dovessimo sintetizzare in una battuta di pochi secondi un anno di ricordi, un anno di attività, un anno molto intenso così, lei che cosa direbbe? Beh, direi che è un anno che ha messo sicuramente alla prova il sistema nazionale sicuramente, ma anche quello regionale di protezione civile, che ha risposto, bisogna dire bene, sia quello nazionale sia quello regionale, con prontezza. Certo, è un sistema che ha sempre la necessità di essere migliorato ed è migliorabile naturalmente, ma con una battuta direi proprio un sistema, una situazione che ha messo alla prova e il sistema credo abbia risposto Ecco, nelle con un difficoltà. esito che diremmo assolutamente positivo, perché poi ecco, Certo, complessivamente si è visto anche la capacità di intervento, la rapidità con certo. cui siete riusciti anche ad assistere e aiutare la popolazione. Presenze che in Abruzzo sono state molteplici, tra le prime e le più incisive c'è stata quella delle Caritas del Nord-Est, la presenza stabile di volontari era stata avviata già il 22 aprile nella zona di Bagno Roio, che comprende 7 parrocchie a sud-ovest dell'Aquila. C'è stato un grande impegno accanto alla popolazione anche da parte di questi volontari, ma anche per la ricostruzione, con un impegno finanziario, pensate, di 3 milioni e mezzo di euro che sono stati raccolti all'interno delle diocesi del Nord-Est. Molte le realizzazioni, ma soprattutto qual è stato il senso di questa presenza, qual è il senso di questa presenza che continua, ce lo racconta in questo servizio Paola Sartore, e poi commenteremo insieme ai nostri ospiti anche alcune impressioni che sono emerse, che emergono anche da questi volontari e che accomunano un po' le tante esperienze che abbiamo sentito anche nel corso dell'anno. Vediamo il servizio. Un anno di lavoro, nell'ombra e senza clamori. Un anno vissuto al fianco di chi ha visto annientare in pochi secondi ogni certezza di presente e di futuro, trasformati in macerie da cui con fatica l'Aquila e la sua provincia stanno cercando di liberarsi. Con loro fin da subito le Caritas del Triveneto, in un lento lavoro di ricostruzione che anche nella zona di Bagnoroio ha toccato non solo le lacerazioni della terra, ma pure quelle dell'animo e del cuore. Un lavoro difficile, fatto di fatica e di parole condivise, e che continua a vedere nei volontari Caritas l'ultimo baluardo ancora operativo in quella che per gli aquilani è ancora a tutti gli effetti una vera e propria prima linea. La prima realtà a cui abbiamo risposto è stare con la gente. Siamo stati dal 22 aprile fino a novembre nelle tendopoli con loro. Attualmente un gruppo, sia pur ristretto, di volontari è ancora lì e ci staremo fino a ottobre 2010. Quindi stare con la gente, accompagnare anche le comunità, i parroci e individuare con loro anche alcune opere segno che restino negli anni come vicinanza. Io sento proprio il dovere di ringraziare i volontari Caritas che silenziosamente sono presenti in tutto il territorio della diocesi con un'azione che tanto vale quanto è silenziosa, perché giunge laddove nessuno arriva. Gli unici che sono rimasti dopo la partenza della protezione civile sono solo i volontari Caritas. Sono circa 200 i volontari Caritas partiti dal Triveneto in questo lungo anno, ferme brevi in genere di un paio di settimane, ma spesso ripetute nel tempo, perché il loro non è mai stato il lavoro di chi timbra un cartellino. E così, mentre a Roio Poggio cresceva la scuola frequentata da 150 piccoli scolari e a Bagno vedeva la luce il centro comunitario polifunzionale, entrambi finanziati dalle Caritas del Nord-Est, i volontari del Triveneto hanno continuato in silenzio a far crescere anche l'identità lacerata di un popolo disperso. Ora che si ricostituiscono le comunità, penso ai nuovi insediamenti del progetto Case o del progetto MAP,
si pone la questione di far rinascere le comunità, cioè di riaggregarle, e il nostro ruolo come animazione, come accompagnamento è ancora importante, soprattutto in questo momento a supporto delle parrocchie. La priorità della presenza Caritas è proprio quella della relazione. Quando siamo scesi all'inizio l'idea era proprio quella di stare in mezzo alla gente, vivere con loro e stare vicino a loro in questo momento di emergenza, e tutt'oggi mi pare che la presenza Caritas dica questo. Ancora tanto resta da fare in una terra che invoca una ricostruzione molto lontana dall'essere completata. Per le Caritas del Nord-Est l'obiettivo continua ad essere il servizio alle comunità, fatto di parole condivise, certo, ma anche di centri polivalenti, di chiese e di canoniche prefabbricate, di appartamenti per chi vive in solitudine alla vecchiaia e di sempre più numerose azioni di microcredito solidale, perché la ricostruzione si fa con i soldi e non solo con la buona volontà. In questo senso le Caritas del Triveneto hanno destinato alla realizzazione di opere che rimarranno nel tempo 3,5 milioni di euro, raccolti nelle diocesi del Nord-Est. Un investimento importante con il quale si intende dare slancio ad una ricostruzione che è premessa per un lento ma improrogabile ritorno alla normalità. Sono infatti ancora migliaia le persone che vivono in sistemazioni tutt'altro che definitive, a partire dai 4.608 abruzzesi che risiedono in strutture alberghiere per lo più della costa, o le 27.316 persone che si sono arrangiate a trovarsi autonomamente un appartamento in affitto in attesa di poter rientrare nelle vecchie abitazioni o di aver assegnato una nuova casa. 794 aquilani vivono ancora in 2 caserme, 4.110 sono invece in affitto in appartamenti requisiti dal comune. Una realtà fatta dunque di diffusa provvisorietà, resa ancora più pesante dalla disoccupazione che coinvolge 17.000 persone e dal fatto che gran parte delle piccole e medie attività economiche non ha più potuto riaprire i battenti. Le proteste delle domeniche con le carriole dei cittadini dell'Aquila diventano allora il simbolo di una rabbia che ha in sé un profondo merito, testimoniare che l'attesa non ha fiaccato l'orgoglio di un popolo intero. È bene che questa consapevolezza, questo protagonismo ci sia nella individuazione e costruzione del loro futuro. Io non lo vedrei come un segnale negativo, anche se va detto che, come dire, arrabbiarsi, cioè innescare conflittualità, non porta molto lontano. Se invece questo è sinonimo di una volontà di essere, come dire, soggetti vivi nella costruzione del loro futuro, allora credo sia un buon sintomo. E la certezza per chi ha subito la dolorosa e devastante esperienza del terremoto deve essere che in quelle terre nessuno resterà solo. Il terremoto non è una piccola frattura che guarisce in 3 mesi di riabilitazione, il terremoto è qualcosa di più profondo. È un ictus bilaterale che ha colpito la città e ha reso questa città immobile. Per rimetterla e rifarla vivere ci vorrà molto, molto, molto tempo. Ecco, una presenza, quella della Caritas, che continua, ma ricordiamo non sarebbe stata possibile questa presenza se non c'era, diciamo, quel cuneo, quella testa di ponte che in qualche maniera interveniva immediatamente e rendeva possibile anche un intervento poi più programmato, successivo, che è quello appunto della protezione civile. Ecco, abbiamo sentito il dolore, ecco, il dolore della gente, lo abbiamo sentito in moltissime trasmissioni televisive, lo abbiamo letto nei giornali in questi giorni. Ecco, che ricordo, che impressione vi fa, che impressione vi ha fatto? Voi siete stati fin dall'inizio vicino alla gente, l'impressione era che questa disperazione, che questo senso di solitudine in realtà stesse passando, ma pare che non sia così. Certo, io sono stato presente dal 14 di aprile, quindi proprio la seconda settimana dopo, ho partecipato un po' alle attività che riguardavano la verifica di agibilità dei fabbricati. E devo dire che il contatto che ho avuto con le persone, perché evidentemente bisognava accedere a questi edifici e soltanto i proprietari potevano accompagnarci, perché c'era anche una questione di legalità, quindi c'è stata la difficoltà da una parte di recuperare proprio i proprietari, e questo è stato fatto in collaborazione con le amministrazioni locali, quindi c'è stata una grande disponibilità anche in quei momenti di difficoltà e di concitazione. C'è stata una grande disponibilità per recuperare le persone, per garantire l'identità delle persone e quindi poter accedere. E quello che si è proprio
toccato con mano era proprio la paura e il terrore nelle persone di solo aprire la porta e rientrare nelle case. E poi entrare nelle case e trovare le case così come sono state abbandonate, così con... Questo credo sia l'impressione più L'impressione forte, più forte, che si prova. E d'altra parte anche la sensazione che c'era questa volontà di capire, no, come questo affetto che è la casa, no, dove si è vissuto, abbia reagito, no, allo scossone del terremoto. No? Questa, un po' una curiosità, la paura di entrare, ma nello stesso tempo il desiderio di vedere. Che tipo di legame è rimasto, diciamo così, con la popolazione dell'Abruzzo? Ho un legame fatto di qualche telefonata ogni tanto, e fatto di affetto che ho ricevuto, che abbiamo ricevuto noi dipendenti pubblici, i volontari, i funzionari, persone delle forze dell'ordine. Io porto nel cuore ogni persona con la quale ho condiviso il pasto, con la quale ho dormito in tenda e con la quale ho potuto chiacchierare, con la quale ho potuto sperare che il tutto possa non finire, ma lentamente l'aquila possa tornare a volare. Certo, ecco, questa è la speranza di tutti. In realtà si capisce che insomma, i tempi sono lunghi. Se pensiamo a ciò che è avvenuto in Friuli Venezia Giulia, ci sono voluti decenni per riuscire a ritornare, diciamo, ed è una delle realtà dove, che hanno presentato la maggiore efficienza, la maggior capacità di reazione. Come sta continuando oggi l'opera della protezione civile? Passata l'emergenza, la protezione civile ha un po' abbandonato, Sì. ovviamente. Diciamo che è stato un impegno molto lungo, perché è stato un impegno, almeno prima sentivamo i volontari della Caritas che stanno continuando, perché continuano la loro attività di vicinanza alle persone. La protezione civile ha operato per garantire diciamo, i bisogni primari, no? Garantire, naturalmente senza per questo non partecipare e essere vicini alle persone, perché bisogna riconoscere al nostro volontariato veneto, che è fatto di protezione civile, che è fatto di 16.000 volontari, di cui quasi 8.000, dai 6 agli 8.000, perché poi ci sono anche associazioni a livello nazionale, hanno partecipato a questa esperienza, a questa missione. Che mi pare sia la realtà più numerosa in Italia. La realtà più numerosa d'Italia, sì. E quindi hanno portato proprio questa vicinanza nel dare i beni essenziali, che è il tetto, la possibilità di lavarsi, di mangiare, gestire le cucine, e questo con una grande collaborazione anche delle province, perché bisogna dire che se il sistema ha funzionato è perché tutti hanno fatto la loro parte. Certo. Ecco, oggi voi state continuando un intervento su una chiesa, mi pare, sì, dove? Sì, sì. Tra l'altro dovremo anche avere delle foto che possiamo, pregherei la regia appunto di mandare in onda. Sì, ma fin da subito la regione, l'amministrazione regionale ha risposto all'appello che era stato fatto relativo appunto alla richiesta di salvare questo grande patrimonio che è andato non perduto evidentemente, ma gravemente danneggiato. L'amministrazione regionale ha individuato subito la chiesa ha individuato la chiesa di San Marco, il nome evocativo, quindi l'ha individuata e c'è stata subito la volontà di destinare delle risorse e di aprire anche una campagna di raccolta fondi che ha avuto dei risultati, sono state raccolte delle risorse che sono state spese immediatamente e noi potremmo vedere se c'è la possibilità, ma comunque lo possiamo anche solo raccontare. Qualche problema comunque? Sì, possiamo anche solo raccontarlo. Certo. Diciamo questa chiesa è una chiesa di grande valore, con grandi elementi architettonici che sono stati perduti a seguito di crollo della volta e di una parte del transetto.
Diciamo che la prima cosa da fare era quella di mettere in sicurezza questa struttura e quindi con queste prime risorse che avevamo raccolto e ulteriori risorse che ha messo a disposizione il bilancio regionale, siamo riusciti ad intervenire per consolidare proprio la facciata, per realizzare dei ponteggi di forza che garantissero almeno la conservazione di quanto era delle murature, delle strutture che erano rimaste in piedi e della capriata principale. Questo sta continuando, nel bilancio del 2010 la Regione ha messo già a disposizione. Stiamo vedendo adesso appunto le foto della chiesa di San Marco. Sì. Questa è la facciata, quella che stiamo vedendo. C'è stata anche un'operazione delicata di trasferimento delle campane perché queste comportavano un rischio notevole anche in relazione al susseguirsi delle scosse che se non ricordiamo che per più di qualche mese hanno continuato anche con una certa violenza. L'operazione sta continuando, appunto stavo dicendo, la Regione nel bilancio di quest'anno ha stanziato 1 milione di euro che adesso andremo a gestire per i primi interventi di conservazione. Certo, i tempi diciamo, per completare l'opera immagino che saranno I tempi molto sono lunghi anche perché l'intervento di ripristino è sicuramente molto oneroso dal punto di vista finanziario, la Regione ha anche indicato nel bilancio pluriennale altre risorse, però evidentemente non saranno comunque sufficienti. Speriamo che ci sia la possibilità anche con la collaborazione di tutti. Insomma. Certo. Allora, altre testimonianze, prima di una considerazione finale che chiederò ai miei ospiti sul tema della prevenzione, un tema che è stato rilanciato nuovamente da Bertolaso. Altre testimonianze sono quelle dei volontari veronesi che in occasione dell'anniversario hanno fatto il punto a Veronetta su attività, ore complessive trascorse sul posto, mezzi intervenuti, testimonianze raccolte per noi da Gianfranco Tommasi su esperienze di solidarietà sia nei paesi dell'Aquila che a Verona, dove si sono svolte le attività di preparazione, ricordiamo, e organizzazione delle settimane di lavoro nelle zone terremotate. Vediamo allora questo servizio da Verona. In Abruzzo un anno fa non ha causato soltanto la distruzione di case, edifici pubblici, scuole, monumenti e chiese, ma ha provocato 308 vittime e circa 36.000 senza tetto. Le conseguenze però non sono solo queste, anche se gravissime. Lo sgomento, il dolore di chi ha lasciato sotto le macerie un parente, un familiare, sono ancora vivi nella popolazione. Anche se durante le ore immediatamente dopo il sisma la solidarietà dell'intero paese, in particolare delle migliaia di volontari, ha alleviato il disagio e il dolore infondendo coraggio e speranza, comprensibilmente chi è stato colpito difficilmente potrà dimenticare. A distanza di un anno il Centro Servizi per il Volontariato di Verona ha presentato un bilancio dell'opera prestata in Abruzzo dai numerosi volontari scaligeri. Dottoressa Rossi, come si è svolto il vostro lavoro? Si è svolto nella tendopoli a San Demetrio nei Vestini, un paesino a pochi chilometri dall'Aquila, e praticamente era un servizio di ascolto delle persone nella tendopoli. Per quanto tempo? Per una settimana. I volontari vincenziani però hanno assicurato una presenza da metà giugno fino a metà settembre, si alternavano. Rodriguez, che tipo di lavoro avete fatto voi giù in Abruzzo? Abbiamo fatto diversi lavori, tra cui il recupero di beni culturali, è stata l'attività principale dei volontari di Legambiente, e poi anche l'aiuto alle diverse attività che svolgevano altri gruppi di volontariato, come l'appoggio nelle tendopoli e nei COM. Per quanto tempo? E noi siamo stati una settimana, comunque i volontari di Legambiente sono ancora in Abruzzo a recuperare i beni culturali. In quanti siete? Abbiamo fatto gruppi di circa 20-30 persone ogni volta, quindi siamo stati un bel po' di volontari impegnati al recupero. In modo specifico, dov'è che hai prestato la tua collaborazione, il tuo volontariato? Allora, i primi giorni sono stato in stazione all'Aquila, la stazione dell'AFS, dove ho aiutato a distribuire pasti alla popolazione. Poi sono andato in giro per la provincia a montare i campi per accogliere i terremotati, e infine in giro sempre per la provincia con un furgoncino a consegnare i pasti che venivano preparati all'Aquila, poi distribuiti per tutta la provincia. Sembenini, dopo questa esperienza, che cosa resta in voi della Croce Bianca?
Beh, resta un'unione ancora di più rinsaldata fra i volontari stessi, non solo quelli di Croce Bianca, ma anche quelli delle altre associazioni sanitarie e non solo sanitarie che erano presenti nel posto. È un inizio anche di nuove amicizie e nuove collaborazioni. Qual è stato il rapporto con la gente del posto colpiti da questo dramma? Il rapporto è stato positivo sin da subito. E forse eravamo noi subito ad avere delle difficoltà, però almeno dove abbiamo prestato servizio noi, a Piano e alla Santa Rufina, spesso le persone del posto con umiltà ci hanno aiutato. Assessore, che tipo di lavoro ha effettuato la Protezione Civile del Comune di Verona all'Aquila e in Abruzzo in generale? Sicuramente un lavoro importante, perché noi ci siamo attivati dopo pochissime ore, abbiamo creato e allestito un campo nella frazione di Santa Rufina con la collaborazione della Protezione Civile provinciale, e devo dire che il risultato è stato eccezionale, perché abbiamo garantito per molti mesi il soccorso a 500 persone. E con tutti i volontari? Con tutti i volontari di Verona e provincia. Devo dire che questo è un motivo di orgoglio sicuramente per la città di Verona e non solo. Ecco, tante testimonianze, tanti ricordi, non vogliamo fare torto a nessuno, in realtà le realtà, le associazioni che si sono spese per l'Abruzzo e l'Aquila sono state davvero tante anche nel nord-est. Io vorrei concludere con i nostri ospiti ricordando una frase che Bertolaso, ed è una sorta di appello che ha lanciato, che ha pronunciato proprio nei giorni del ricordo. Trasformeremo la memoria, ha detto, del terremoto aquilano e delle sue terribili conseguenze in gesti e iniziative concrete per evitare in futuro lutti, pianti e rimpianti ad altri nostri concittadini. Allora, di fronte a questo appello io vorrei chiedere una domanda da 100 milioni. Il Veneto è pronto a questa sfida, ingegnere? Io credo che il Veneto accolga le sfide, è pronto senz'altro anche a fare un po' tesoro dell'esperienza ed è pronto e dà l'umiltà per mettersi a lavorare e a studiare, perché credo che la cosa importante sia quella di lavorare molto sulla prevenzione. Certo. Io a Silvia Gomiro vorrei chiedere proprio una battuta conclusiva, se dal punto di vista pratico, tecnico, insomma c'è della strada sicuramente da fare. Ecco, dal punto di vista della solidarietà io credo che in qualche maniera il Veneto abbia dimostrato di saper vincere questa sfida, ha le capacità. Sì, ha le capacità. Io sono rimasta molto colpita nel vedere lavorare i volontari instancabilmente, che è frutto di formazione, di dedizione, di collaborazione e solidarietà, come ha detto lei. Certo. Bene, complimenti per il lavoro che avete fatto, avremo modo comunque di ritornare a parlare di questi temi, perché il problema continua, insomma, l'Abruzzo è ancora una terra che ha bisogno di altra solidarietà, di altri aiuti, magari non dell'intervento immediato che la Protezione Civile ha dimostrato di saper effettivamente fare. Ci lasciamo per una breve pausa pubblicitaria, subito dopo parleremo, come vi avevo annunciato in apertura, di un altro problema, il problema della scuola, con una lettera aperta che è stata scritta proprio in questi giorni da un assessore al neopresidente della Regione Veneto. A tra poco. Scuole del Veneto senza soldi, mancano 50 milioni e la didattica è a rischio. Così si apre la lettera aperta inviata in questi giorni al neopresidente della Regione Luca Zaia dall'assessore all'istruzione del Comune di Padova Claudio Piron, che è qui con noi in studio per dirci perché questo grido, preoccupatissimo grido d'allarme. Assessore. Sì, buonasera a tutti. È un grido che raccoglie il grido di 500 persone che si sono incontrate almeno 3-4 sere tra febbraio e marzo, che rappresentano le scuole superiori, elementari, medie di tutta la provincia, non solo della città,
e che hanno sottoscritto anche un documento inviato poi alla stampa, al prefetto, agli organismi ministeriali, all'ufficio scolastico, per dire la situazione di estrema difficoltà. Possiamo parlare di un buco nei bilanci che va dai 70 ai 100.000 euro almeno per ogni istituto scolastico o per ogni scuola superiore. E questo dice la situazione in cui si trovano le scuole, bilanci del 2008 e del 2009 che non sono stati coperti dal finanziamento dello Stato, del Ministero, come da sempre accade. Dal punto di vista concreto, se non arrivano questi soldi, che cosa succede per le scuole? Prima di tutto hanno raschiato il barile, nel senso che i soldi delle iscrizioni, piuttosto che qualche premio che hanno vinto, piuttosto che qualche economia che hanno fatto, che di solito vengono utilizzati per una festa, per un progetto, per un viaggio, per acquistare un bene strumentale che può servire, una videocamera, una macchina fotografica o altre cose di uso quotidiano per la scuola, non è più possibile fare nulla. Quindi è tutto fermo, bloccato ed è stato raschiato il barile. Secondo, la didattica ne sta soffrendo perché non ci sono i soldi per pagare le pulizie, le imprese di pulizie, non avendo più il numero di bidelli che c'erano sino all'anno scorso, non ci sono i soldi per pagare i supplenti, questa credo sia una delle cose gravissime che stanno succedendo. Io stesso vedo i miei figli che vanno a scuola un'ora dopo, tornano un'ora prima. Il problema è che nelle scuole elementari e medie, dove non puoi chiedere ai ragazzi di gestire questa flessibilità, mettono i ragazzi nelle classi e quindi cosa succede? Che una prima viene smembrata in 2 o 3 gruppi e si associano alle altre prime o alle seconde, per cui abbiamo 30, 32, 35 alunni con problemi di sicurezza grandissimi a mio avviso. Certo. E questo è un motivo di preoccupazione grande che vedo però non c'è una grande consapevolezza e con un problema di riflesso ovviamente sulla qualità della didattica, perché l'insegnamento, la qualità dell'insegnamento, la possibilità di seguire 25 alunni anziché 33, ovviamente cambia tantissimo il tipo di rapporto che l'insegnante ha con la classe. Tra l'altro ci sono anche delle esperienze o delle situazioni anche molto particolari, perché mi raccontavano di presidi che fanno i supplenti, smettono di fare i presidi perché non hanno nemmeno la possibilità di chiedere ai loro insegnanti di poter fare quelle ore in più, proprio perché mancano anche i fondi poi per pagare gli straordinari. Ma sta succedendo di peggio, che è una cosa paradossale, che alcuni presidi convocano gli insegnanti per le supplenze, perché per legge sono obbligati, se hanno una supplenza per malattia di 10 giorni, una maternità, non si può non chiamare il supplente. Chiamano il supplente dicendo: guardi però che io non posso pagarla, lei sa già che per legge devo preoccuparmi di mettere un insegnante in classe, però io le dico già che non sono in grado di darle la busta paga di un mese, 15 giorni, 2 mesi, quello che sarà. E quindi cosa si può fare? Forse l'unica cosa che si può fare a questo punto è che l'insegnante svolga le sue lezioni, poi denuncia il preside e il preside probabilmente a sua volta denuncerà il ministro, il ministero, cioè il suo superiore. E però è un marchingegno questo che ovviamente... Che serve a far clamore ma non a non risolvere i sicuramente il problema. Ecco, una lettera che lei ha inviato al neopresidente della Regione, ma sappiamo che la Regione ha competenze limitate per quello che riguarda la scuola. Qual è il ruolo, la possibilità che può avere? Lettera, peraltro, che è stata inviata anche all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia del Veneto. Io mi sono preso la briga di informare un po' tutti, di lanciare il grido d'allarme, di provare a dare un minimo di cassa di risonanza. La Regione ha delle competenze limitate per oggi, però entro il 2013 tutte le competenze della scuola e della formazione dovrebbero essere assegnate alle regioni. Quindi chiedo al nuovo governatore e a tutti i consiglieri neoeletti di provare subito a mettere tra i temi strategici che cosa la scuola sarà in questa regione. Per fare questo chiedo di arrivare preparati, quindi di istituire un tavolo di confronto, di lavoro, di dialogo, dove i comuni capoluogo, perlomeno l'ANCI regionale, l'ufficio scolastico e la regione con le province si confrontino per capire il dato di oggi, la foto di oggi, dove siamo, cosa succederà con le nuove deleghe, quali risorse, quante risorse, che cosa competerà ai comuni, che cosa alla regione, che cosa alle province, e chiedo al governatore Zaia di fare subito una riforma, che è quella di fare la nuova legge sul diritto allo studio, perché abbiamo una legge regionale
bella per i tempi in cui è nata, negli anni 85 se ricordo bene, ma che non è mai stata attuata sino in fondo. Questa legge prevederebbe che sino al 90% dei costi che i comuni sopportano la Regione potrebbe intervenire di fatto sui trasporti, sulle mense, sui buoni scolastici, sui libri di testo, su tutte queste cose la Regione di fatto dà pochissimo, cifre ininfluenti, e i comuni devono farsi carico di arrangiarsi su tutto. Ovviamente con il taglio dell'ICI, con il taglio dei trasferimenti, i comuni stanno andando in sofferenza. Faccio un esempio. Alle scuole di Padova adesso stanno mancando, solo della città di Padova e solo di mia competenza, diciamo, istituzionale, elementare e media, almeno 1 milione di euro. Noi diamo circa 380-400 mila euro solo per le spese di funzionamento come contributo a queste scuole, ma lo facciamo di nostra spontanea scelta libera. Se non ci fossero questi mancherebbe 1,5 milioni, quindi non solamente 1 milione. Questo per dire che se non abbiamo una legge regionale, se non abbiamo dei paletti, se non abbiamo una chiarezza su chi deve fare che cosa, tutto è lasciato alla buona volontà e alle risorse che ci sono o non ci sono. Una scuola pubblica dell'obbligo non può resistere in questo modo. Certo, allora abbiamo dato spazio a questo grido di dolore che ci sta particolarmente a cuore, perché il tema della formazione, dell'istruzione è uno dei temi centrali nella formazione della vita di un giovane e nel futuro anche della nostra società. Con l'assessore Piron ci diamo appuntamento prossimamente, vediamo se riusciamo nel frattempo ad avere qualche risposta dal neogovernatore del Veneto, che sì, e magari è anche dal presidente dell'ANCI regionale, perché certo. Io sono membro anche della commissione scuola regionale. È stata rinnovata l'assemblea e le commissioni 8 mesi fa, non c'è ancora stata una convocazione. Io ho chiesto anche a loro di farsi portavoce di questa situazione e di convocarci subito, convocare l'assemblea dei sindaci, convocare le commissioni. Non aspettiamo quello che è successo a Milano in questi giorni, dove i sindaci consegnano come gesto estremo la fascia tricolore, che è un fatto anche molto grave a mio avviso arrivare a questo punto. Convochiamo queste assemblee, convochiamo gli assessori, i sindaci, parliamo, facciamo delle proposte, proviamo insieme a trovare quali possono essere delle nostre competenze, un nostro contributo, ma anche che cosa la Regione può e deve fare anche verso la conferenza Stato-Regioni, anche verso il Ministero, certo. Perché il Veneto 50 milioni sono cifre consistenti, certo. Oramai. Ecco, e intanto io do appuntamento all'assessore Piron entro il mese di aprile, perché vorrei che ci raccontasse, e magari gli chiedo un cenno ma proprio rapidissimo, un'esperienza che farà insieme a numerosissimi studenti delle scuole padovane in Puglia per un viaggio che non sarà un viaggio turistico, ma che cosa? Anticipiamo pochissimo, perché poi avremo modo di riparlarne. È il viaggio della legalità. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere delle cooperative di Puglia, terre di Puglia, che lavorano con i giovani sulle terre confiscate alle mafie. Vogliamo stabilire un rapporto, uno scambio, conoscerli da vicino, magari aiutarli per un giorno a lavorare con loro e conoscere poi le istituzioni, i parenti delle vittime delle mafie e capire che cosa noi possiamo fare ogni giorno come giovani, come studenti, come cittadini. Certo, e allora siccome anche questi sono fatti nostri, noi ritorneremo in fatti nostri, insieme a lui, insieme a qualche studente, magari ci diamo appuntamento per questo, per raccontare questa esperienza. E prima di poi affrontare magari a livello regionale di nuovo questo tipo di problema, visto che in questi giorni il neogovernatore del Veneto sta concludendo anche gli ultimi atti come ministro dell'agricoltura ormai uscente, e come ministro è stato in questi giorni al Vinitaly, che è in corso a Verona e che sta diventando, come dicevo in apertura di questa puntata di Fatti Nostri, una capitale davvero mondiale per quanto riguarda questo settore molto interessante, perché rappresenta uno dei settori, in maniera particolare per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, in crescita nonostante la crisi. Una rassegna con molte novità.
soprattutto per la produzione veneta, e noi abbiamo chiesto ai colleghi di Verde a Nord-Est, prima dell'appuntamento di domani sera alle 23, di anticiparci qualche tassello di questo grande mosaico della fantasia produttiva dell'enologia nazionale e del Nord-Est in maniera particolare. Seguiamo allora Andrea Marcato in questo rapido viaggio nell'edizione 2010 di Vinitaly. 44esima edizione del Vinitaly. Noi di Verde a Nord-Est, cari telespettatori dei Fatti Nostri, vogliamo darvi una piccola anticipazione. Qualche ora fa questo è stato un palco affollato, tra l'altro sentirete le dichiarazioni del ministro Luca Zaia, ma seguiteci perché vogliamo farvi vedere alcune curiosità di questo Vinitaly. Siamo in compagnia di Fulvio Brunetta, presidente del consorzio DOC del Prosecco. Allora, un'edizione numero 44 del Vinitaly importante per tutti i produttori di Prosecco. Assolutamente sì, intanto perché per noi è la numero 1. Ci siamo appena costituiti come consorzio, un consorzio che ha proprio nel proprio DNA questo nuovo messaggio di territorio, perché saremo il territorio del Prosecco, su un'area che sta a cavallo tra il Veneto e il Friuli, ma soprattutto c'è questa novità della tutela. Da prodotto IGT a denominazione di origine controllata, per cui tutto il nostro prodotto e tutto il Prosecco da oggi in poi è garantito. Un vino giovane e anche un vino tutto pasto che si presta a più abbinamenti. Il futuro, quali azioni riserva il vostro consorzio, soprattutto all'estero, dove tra l'altro il gradimento è già consolidato? Le nostre strategie future guarderanno sicuramente i paesi extraeuropei. Ci sarà un'azione puntuale su dei mercati ben identificati che adesso in corso d'opera andremo a sviluppare, Nord America in modo particolare, e poi la parte della zona asiatica sarà uno dei mercati da valutare. Allora, grazie a Fulvio Brunetta, presidente del consorzio Prosecco DOC, e corre d'obbligo augurarle decisamente buon lavoro. What am I not supposed to have an opinion? Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch. 44esima edizione di Vinitaly è anche l'edizione che ospita un record, un Guinness. Io ne parlo in compagnia di Giancarlo Tommasi della nota casa produttrice di Amarone, Casa Veneta di Verona. Allora, alle nostre spalle abbiamo la botte dei record. Allora, Giancarlo. questa è una botte che è stata concepita, come dicevo prima, nell'arco di 10 anni. La realizzazione effettiva è durata circa un mese, con all'incirca 3 tipi di legno diversi che abbiamo sempre lavorato, perché una cosa fondamentale è proprio la selezione del legno che vada a rispettare il prodotto. Dove sarà posizionata? Questa verrà posizionata nella nuova cantina che stiamo realizzando, la nuova bottaia dell'azienda Tommasi. Proprio troverà una nicchia a sé stante e si presenterà all'inizio della cantina, come in 3. Allora, grazie Giancarlo Tommasi, in bocca al lupo, buon lavoro, la magnifica la botte dei Guinness. Momenti importanti qui alla 44esima edizione di Vinitaly è stato per il Veneto il momento in cui è stata stappata questa Matusalem, questa bottiglia di Conegliano Valdobbiadene di OCG. Ne parlo con Giancarlo Vettorello, il direttore del consorzio. Allora, finalmente questa denominazione di origine controllata garantita. È partita stamattina con grande presenza dei produttori, poi i produttori li vediamo tutti qui,
Ecco, peccato sia già vuota questa. Questo è il difetto dei vini buoni, come si dice. Allora, bando agli scherzi, che cosa vuol dire, che cosa significa questo riconoscimento, direttore? Che è una cosa molto simpatica, molto bella, perché è la 44esima edizione di Vinitaly e la 44esima denominazione d'origine garantita e controllata che c'è in Italia e Conegliano e Valdobbiadene. Quindi veramente per gli esperti della Cabala sarebbe da giocarci. Ecco, magari io non sono un esperto, ma è una coincidenza molto bella. E credo che la garantita sarà il timbro, il suggello a questo risultato di un grandissimo lavoro. Per il Veneto vuol dire aggiungere un altro fiore all'occhiello, un'enologia veneta che abbiamo sentito anche stamattina, è la prima per esportazione in Italia, è la prima regione per produzione, quindi insomma c'è tanto da lavorare e noi ci mettiamo tutto il nostro impegno per avere ancora risultati migliori. Allora, grazie direttore Giancarlo Vettorello. Il suggello a questo momento lo ha dato questa mattina anche il ministro delle politiche agricole Luca Zaia e neogovernatore del Veneto. Andiamo a sentire cosa ha detto ai nostri microfoni. In duplice veste anche di presidente, è la prima volta qui al Vinitaly come presidente della regione, una grande soddisfazione. Direi proprio di sì, anche la volontà di ricordare che c'è questa duplice carica, ma anche una duplice volontà di difendere fino in fondo i vini del Veneto. Siamo i primi produttori nazionali di vino con 8 milioni di ettolitri, siamo coloro che comunque hanno dimostrato nella storia di aver creduto nel fenomeno viticolo enologico. Questo ne è un esempio, stiamo parlando delle bollicine venete, ovvero Prosecco di OCG, ma anche dell'Amarone e di moltissimi altri vini. Ecco, lei si è speso molto nel suo lavoro al Ministero dell'Agricoltura, altrettanto lavoro lo attende qui in Regione. Con che vino brinderà al nuovo statuto? Io mi ripropongo di brindare con le 6 di OCG Venete, con le 25 DOC e le 10 GT. Lei ha parlato anche di sostenere gli agricoltori. Gli agricoltori vanno sostenuti non solo con i finanziamenti, non solo con il dibattito comunitario, ma anche con la semplice ed utilissima spesa, che è quello di pensare di consumare prodotti di stagione e prodotti del territorio e di dire fino in fondo no agli OGM. La nostra amica Lisa non mi stava attendendo, ma io sono arrivato puntuale, cari amici. Allora, qui siamo nello stand del Consorzio dei Vini dei Colli Euganei e della Camera di Commercio di Padova e per salutare gli spettatori, i telespettatori dei Fatti Nostri abbiamo pensato di dedicare loro un brindisi di quella che è un'eccellenza dei Colli Euganei, il fior d'arancio. Allora, quali sono le caratteristiche di questo vino? Lisa, che tra l'altro è una titolata sommelier. Allora, il fior d'arancio è un moscato giallo che viene vinificato nei Colli Euganei spumante oppure in versione appassita. Viene definito fior d'arancio perché i profumi che ha ricordano i fiori della zagara. Non c'è nessun tipo di aromatizzazione aggiunta, è solo uva. Allora, tra l'altro lo ricordiamo che recentemente ha avuto diversi riconoscimenti questo vino, e a cosa lo possiamo accompagnare? Diciamo è un dopo pasto da accompagnare con il dessert, con i dolci. Nella fattispecie qui cosa abbiamo? Allora, qui abbiamo i saetti che sono un dolce di tradizione veneta, questi sarebbe meglio abbinarli con il fior d'arancio appassito. Abbiamo questi a disposizione, quindi per questa volta facciamo di necessità. Esattamente. Concludiamo, cari amici, cari telespettatori dei Fatti Nostri, con un brindisi. Io do il calice a Lisa. Allora, speriamo di avervi dato una panoramica esaustiva, è talmente grande comunque il Vinitaly che abbiamo cercato di darvi delle pillole. Un brindisi dunque con un vino veneto, con un vino padovano. Bene, agli amici di Verde Nord-Est, Andrea Marcato in maniera particolare, oltre al ringraziamento, va anche tutta la nostra invidia per aver potuto sorseggiare tante prelibatezze. Vinitaly che ha ospitato le tantissime aree, tra l'altro che sta ospitando le tantissime aree a vocazione vitivinicola del Nord-Est, e tra queste il Consorzio di Breganze nel Vicentino, che tra le sue produzioni
preparazioni, ne conta una molto particolare, quella del torcolato, che abbiamo ormai esaurito sulle nostre tavole pasquali, ma vale la pena ascoltare Giulia Salmaso che ci racconta come nasce questo prezioso nettare d'uva. Vino nettare degli dei, una bevanda antica come l'uomo. Il Veneto, dove la viticoltura prospera da secoli, la regione italiana che produce la maggior quantità di vino a denominazione di origine controllata. E in questo contesto la provincia vicentina condivide da sempre una grande tradizione. Uno dei vini più pregiati prodotti nel territorio iberico e più precisamente in una delle aree DOC della provincia, quella di Breganze, è il torcolato. Vino prodotto con l'uva passita, il torcolato è un nettare dolcissimo, da meditazione, come si definisce tecnicamente. L'uva utilizzata è per l'85% una varietà locale chiamata Vespaiola, che deriva il suo nome appunto dal fatto che è molto apprezzata dalle vespe, che in certe annate possono accanirsi selvaggiamente sulle viti tanto da rendere la vendemmia, se non problematica, almeno difficile. Per fare il torcolato solo i migliori grappoli, i più sani, i più maturi, i più aperti, sono utilizzati e sono vendemmiati e deposti in un unico strato, in cassette, in modo da poter essere trasportati senza alcun danno. Ma è il rito dell'appassimento da cui il vino prende il suo nome. I grappoli vengono infatti appesi a travi di legno, attorcigliati, avvolti, insomma torcolati, attorno ad una coppia di spaghi, fino a circa gennaio, tempo della pressatura e della spremitura, che avviene pubblicamente, durante una grande festa che coinvolge tutta la città e in cui si degusta il primo torcolato dell'anno. Da 15 anni ormai, la prima spremitura delle uve di Vespaiola attira a Breganze un pubblico sempre più vasto, dagli appassionati di enogastronomia alle famiglie, una grande folla che riempie Piazza Mazzini per assistere ad un evento davvero particolare nel panorama gastronomico e folcloristico. Nel rito della spremitura pubblica tutti i vignaioli locali portano le loro uve e le uniscono in un unico torchio, lo stesso utilizzato ogni anno per questa manifestazione e che ha ormai più di 70 anni ma è ancora perfettamente funzionante. Ogni anno la festa è aperta dall'immancabile sfilata della confraternita Magnifica Fraglia del Torcolato. Protagonista quest'anno della cerimonia di conferimento del pubblico del titolo di ambasciatore del Torcolato del mondo è stato Beppe Bigazzi, scrittore ed enogastronomo, co-conduttore della prova del cuoco e da questa settimana appunto anche nuovo ambasciatore del vino DOC vicentino nel mondo. Ognuno ha quindi aspettato di assaggiare il dolcissimo mosto appena torchiato di quello che diventerà il Torcolato Vendemmia 2009, che avrà l'etichetta disegnata dal breganzese Sergio Carrara, vincitore del concorso di quest'anno per la creatività dell'etichetta. Durante il pomeriggio sono stati nominati anche i novelli fragliati. Si tratta di Silvia Covolo, nuovo giovane sindaco di Breganze, dell'imprenditore Mariano Fioravanzo, dell'artista del Veneto Massimo Lunardon e del dottor Dell'Amico, responsabile dell'ospedale pediatrico NPH di Haiti, assente perché partito per l'isola non appena ricevuta la notizia del terremoto, tragedia per la quale la manifestazione vicentina quest'anno ha raccolto 1.500 euro. Ma il torcolato è un vino speciale anche per i suoi numeri. Esportato in tutto il mondo, è il frutto del lavoro e della meticolosità di 12 aziende viticole che coprono per la collocazione l'intera area DOC vicentina. In tutto poco più di 600 ettari a vigneto, ma di una qualità davvero unica, che è poi l'essenza di questo territorio. La resa è molto bassa. Da 100 kg di uva vespaiola si ottengono tra i 25 e i 30 litri di torcolato. Un nettare prezioso quindi, prodotto in circa 100.000 bottiglie nei vari formati, che raccolgono e conservano 50.000 litri di vino ottenuto, per un giro d'affari valutato attorno a 1,5 milioni di euro. L'annata 2009, protagonista della cosiddetta prima, per il disciplinare di produzione sarà in commercio dal 31 gennaio del 2011. Il tutto per farci capire, per dire che il vino non è soltanto una bevanda piacevole, ma intorno al vino
nascono anche tradizioni, c'è cultura, c'è passione, c'è cuore. E ora parliamo di lavoro, dei piccoli, grandi cambiamenti nel mondo dell'occupazione che sono avvenuti in questi anni, che hanno modificato anche il nostro modo di utilizzare gli spazi e gli ambienti. Un esempio è ciò che sta accadendo al Vega di Marghera, dove sono appena state installate 8 postazioni low cost per giovani imprenditori, innovatori e designer per il cosiddetto coworking. Che cos'è? Ce lo spiega Cristina Pagnini in questo servizio. Non posti di lavoro, ma luoghi in cui lavorare. Il concetto è semplice ma rivoluzionario. Si chiama coworking, letteralmente lavorare assieme, ed è una prassi nata in California negli ambienti informatici qualche anno fa, appena arrivata in Italia. In pratica, grazie al coworking, alcune figure professionali come i designer che lavorano da casa, oppure consulenti che viaggiano molto e che spesso finiscono per svolgere la propria attività in isolamento, possono avere a disposizione uno spazio, un luogo dove continuare a lavorare in maniera indipendente, ma a stretto contatto con altri professionisti. Una delle società che hanno importato l'idea nel nostro paese è la Coworking Project. In un anno questa società ha aperto 35 spazi in 17 città diverse e oggi al padiglione Libra del Parco Scientifico Vega di Marghera offre 8 postazioni. È il lavoro che è cambiato, insomma, indipendentemente da noi, è diventato più flessibile, è diventato smaterializzato, è diventato, ahimè, discontinuo, quindi la nostra offerta di spazi si rivolge a lavoratori di questo tipo, quindi autonomi, quindi indipendenti, quindi nomadi, quindi che viaggiano molto. E la frase che lei ha citato, non posti di lavoro ma luoghi dove lavorare, nasce proprio dalla considerazione che qualcuno aveva frainteso che noi potessimo offrire del lavoro. Offriamo delle strutture dove lavorare, dove portare avanti il proprio lavoro in un modo non isolato, cioè in presenza di altre persone, di altri professionisti con cui relazionarsi e magari, auspicabilmente, trovare forme di collaborazione. Chi ha un'attività economica e cerca una sede si sente proporre unicamente contratti di locazione di anni di durata, ai quali ovviamente vanno collegate tutte le incombenze legate a uno spazio. L'utilizzo di uno spazio di coworking presuppone una telefonata e si può già usare. Da oggi al Vega si può affittare una scrivania, una sedia, un accesso a internet a seconda delle esigenze, da 1 a 3 giorni, da 1 a 2 settimane fino ad un mese, con un costo minimo di 30 euro per una giornata e un massimo di 250 per la mensilità. L'obiettivo è quello di attrarre qui talenti, insediarli in uno spazio condiviso a basso costo e favorire la mescolanza di idee e la sperimentazione. Insomma, creare gli imprenditori veneti del terzo millennio. Dobbiamo concepire che possono esserci ragazze e ragazzi, ma anche professionisti che non hanno le risorse per avere un ufficio stabile, non hanno ancora costruito la loro impresa e hanno bisogno di luoghi dove poter lavorare. Non necessariamente a casa, perché stare troppo a casa qualche volta può essere alienante, non consente relazioni. Coworking è un posto dove si incrociano idee, è un luogo di relazioni, dove Michele Vianello, che ha un'ottima idea, viene, comincia a lavorare, magari incrocia un altro ragazzo che ha un'ottima idea e da questo possono nascere business, imprese, innovazione profonda. Luogo dove c'è rete, dove c'è connettività, luogo dentro un parco scientifico, questa è la grande novità, luogo dentro un parco scientifico dove ci sono aziende innovative, dove ci sono altri ragazzi che lavorano in aziende, dove quindi si passa ad un'idea dello sviluppo orizzontale, cioè dove si mescolano competenze. Negli spazi di coworking già attivati in Italia, per lo più a Milano, ma anche a Roma, Udine e in piccoli centri di provincia, lavorano figure professionali di tutti i settori, dagli ingegneri aeronavali agli sviluppatori di software, dai videomaker ai commercianti di legname. Massimo, 28 anni, ha fondato un'agenzia che sviluppa contenuti multimediali ed è il primo coworker del Vega. Noi stiamo fondando un'agenzia di applicazioni multimediali, cioè si tratta di una ricerca sia a livello artistico che a livello professionale per la comunicazione di applicazioni che interagiscono con il digitale. Diciamo che noi ci siamo resi conto di essere in mezzo alla rivoluzione del digitale e vogliamo trovare un modo per esserne protagonisti e usare questa rivoluzione per metterla al servizio della comunicazione, del web, di un vivere migliore, insomma più efficace.
Quindi vogliamo riunire un gruppo di grafici che possono produrre quindi contenuti visivi, un gruppo di programmatori che daranno la possibilità di coordinare questi prodotti visivi e poi una serie di comunicatori e coordinatori che daranno un senso commerciale a tutto questo lavoro. Insomma, nell'era del lavoro flessibile o nomade, questa è un'opportunità. Il Vega ci crede e se funziona nasceranno presto nuove postazioni. E per divulgare il progetto, la strada scelta non poteva essere che una. Bene, abbiamo aperto ricordando un anniversario, quello tragico del terremoto in Abruzzo. Chiudiamo con un'altra data da non dimenticare. È quella del 7 aprile 1944, quando 2000 bombe americane distrussero quasi completamente la città di Treviso, provocando oltre 1000 morti. In Piazza dei Signori anche quest'anno c'è stata la commovente commemorazione che vale sempre la pena fare per ricordare, se non altro, che noi stiamo vivendo, grazie a Dio, uno dei periodi più lunghi di pace della storia nazionale, della storia italiana e ricordando proprio questi tragici fatti vogliamo ricordare quanto questo sia importante, continuare con questa pace. Ci racconta ciò che è accaduto in quel 7 aprile nel prossimo servizio Mirko Cavallin, a cui vi lascio. Vi ricordo che Fatti Nostri tornerà la settimana prossima, sempre venerdì alle 21 e la settimana prossima ci occuperemo in maniera particolare di disabilità. (13:05). La campana di Piazza dei Signori a Treviso suona nel silenzio della città che si ferma per 7 minuti. Tanto durò quel terribile e inatteso bombardamento in quel venerdì santo 1944. Ricordo l'allarme che hanno dato e sono scappato, si chiama sì, e verso le mura e là siamo stati su una buca coperti e via di seguito. Ed è stato tremendo perché per la prima volta, anche all'età, perché non è come adesso che forse a 18 anni sono più freschi, la prima volta aveva tanta paura e via di seguito. Io ho una cugina, sono rimasti tutti e 4 sotto il bombardamento e la bambina è stata 6 giorni seduta in una chiesa perché non sapeva chi che era la bambina, che aveva 2 anni dall'inizio. A quel tempo avevano costruito soltanto rifugi antischegge e naturalmente pensavano mai che sarebbe stata bombardata una città come Treviso che non aveva nessun motivo, insomma, militare, ecco. E allora avevano però costruito dei rifugi antischegge. La gente naturalmente quando improvvisamente ha dato l'allarme e sembrava ci fosse un bombardamento si è rifugiata nei rifugi antischegge. Ora Treviso mia, senza obiettivi, una cittadina fra le più carine, perché volerla scansear dai vivi, perché farla un ammasso de rovine? La guerra, sì, la guerra, ma che guerra se tutti la fasea malvolentiera? Che spavento, creature, che sconquasso, che terror, quanti morti. È una cosa tremenda, la guerra, cara mia, perché siamo cattivi. Siamo cattivi. Quando che si fa guerra vuol dire che siamo cattivi.
Io abitavo qui dietro, subito in piazza San Vito, ero in terrazza che guardavo gli aerei e che passavano e sono arrivate giù le pillole. Ero in terrazza e a un certo momento è venuto tutto buio, che venendo giù per le scale non si vedeva neanche se c'erano le scale o cosa, perché ormai le bombe si avevano rovesciato tutto. Tra i primi soccorritori di quelle ore ci fu il vescovo Antonio Mantiero e un giovane Giancarlo Gentilini. Oggi, vedi, con questa manifestazione del ricordo abbiamo voluto mandare un ponte verso i giovani, in modo che sappiano cosa è successo e che nessuno si sogni di ripetere quei grandi errori della guerra. La maggior parte delle vittime riposa nella chiesa votiva, fatta costruire dal vescovo Longhin dopo la Grande Guerra. Qui in mattinata l'attuale vescovo, Monsignor Gardin, ha presieduto una messa di suffragio in cui il Vangelo dei discepoli di Emmaus, prima disperati e poi gioiosi, ha aperto il cuore alla speranza. Ecco, anche noi possiamo riconoscere negli anni della ricostruzione il segno del bene, il segno dell'impegno collettivo, il segno della volontà di rispondere, come dice Paolo, di rispondere al male con il bene. Ecco, ricordare il dramma della guerra per pensare che il valore della pace e considerare che questo valore della pace deve essere non solo conservato ma anche consolidato. Vi lascio ora alle storie di fatti nostri. La storia di questa sera nasce intorno a una bellissima ragazza. Intorno a lei, per ciò che è accaduto, si è sprigionata molta solidarietà. Una solidarietà che continua, una capacità di reagire a un disastro che è accaduto e che l'ha costretta a ricominciare da zero la propria vita, ma anche con tanta gioia, con tanta speranza e con tanta serenità. Ce la racconta questa sera Paola Sartore.